Signore. Amém. Gloria a Dio. Chi è felice? Alza la mano così. Nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, la nostra fiducia è nel Signore. Noi ci rallegriamo perché Lui non ci abbandona mai. Amen. Io vi invito ad aprire la vostra Bibbia. Voi che avete portato la Bibbia, oppure col cellulare, uscite dall'Instagram, dal Facebook, da YouTube. No, questo voi aggiornate dopo. Adesso aprite la Bibbia e restate lì. Salmi 66. E leggiamo insieme. Sono 20 versetti. E io vorrei fare un modo diverso oggi. Io leggo il primo, no? E dopo ognuno legge uno, ma non aspettate, uno dopo l'altro così. Allora guarda lì, vedi qual è il tuo versetto, no? Possiamo accendere la luce della chiesa, per favore? Ecco, che così siamo, ecco, così vi vedo. Amen. Fate acclamazione a Dio, voi tutti abitanti della terra. 2. Quattro. Amém. 6. Il 6. Ele con la sua potenza domina in eterno e i suoi occhi osservano le nazioni. I ribelli non possono insorgere contro di lui. Amém. 9. Amém. 10. Non aver paura, fratelli, potete leggere. 11. Amém. 12. Amém. 13. 14. Amém. 15. 'Venite e ascoltate, voi tutti che temete Dio. Io vi racconterò quel che ha fatto per l'anima mia. Amém. 18. Amém. Possiamo leggere il 20 tutti insieme? Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Alleluia. Amém. Chiudete i vostri occhi, per favore.
siamo davanti al Re, siamo davanti al Signore Gesù Cristo, Re dei Re, Signore dei Signori, colui chi era, chi è e chi verrà, colui che è degno di tutta la lode, di tutta la gloria, di tutto l'onore, colui che tiene il controllo di ogni cosa, colui che ha creato ogni cosa con la potenza della sua parola. Tu in questo momento cosa hai da dire a Lui? Cosa hai da dire al Signore? Lui non è lontano, Lui è vicino, Lui è qui. Io ti invito ad adorare il Signore adesso, a parlare con Lui. Padre, noi ti amiamo, noi glorifichiamo te, Dio triuno. Noi ti glorifichiamo, Signore. Noi stamattina ci riuniamo in famiglia per glorificare il tuo nome, per benedire il tuo nome, Signore. Noi facciamo a te un altare di lode e di gloria, Signore. Noi vogliamo tirare la tua presenza qui, Signore. Noi eleviamo il nostro cuore a te, Signore Gesù. Noi dichiariamo che sulla nostra vita solo tu sei Dio, che non c'è un altro Dio su di noi. Tu sei l'unico Dio sovrano, alleluia. E noi alziamo la nostra voce per glorificare te, alleluia. Oh, noi ti adoriamo, Signore Gesù, noi ti adoriamo, Signore Gesù. Vieni, prendi il tuo posto e ricevi tutta la lode, ricevi tutta la gloria. Noi onoriamo te, Re dei Re, Signore dei Signori. Noi ringraziamo te, Gesù, perché tu hai pagato il prezzo per la nostra salvezza. Oggi noi siamo qui, celebreremo la Santa Cena per ricordare tutto quello che tu hai fatto nella croce, per raccontare al mondo che tu sei morto anche per loro, che tu hai perdonato i nostri peccati, che il prezzo è stato pagato, che il peccato non ha più dominio sulla nostra vita. Noi siamo stati liberati, le catene del peccato sono state spezzate, alleluia, e tu ci hai liberati, alleluia. E oggi noi siamo qui nella libertà del tuo Spirito Santo e noi vogliamo alzare la nostra voce in alto, Signore, per glorificare, per onorare il tuo nome, alleluia. Padre, noi offriamo a te, Signore, tutta l'adorazione, perché solo tu sei degno, non c'è nessun altro pari a te, Signore. Tu sei la motivazione del nostro cuore. Noi siamo qui per te, Signore, siamo qui perché un giorno tu ci hai versato il tuo amore nei nostri cuori, alleluia. Tu ci hai salvati, ci hai liberati, Signore, per questo siamo qui. Siamo una grande famiglia perché tu ci hai uniti nel tuo amore, tu ci hai amati quando noi eravamo ancora nemici tuoi, alleluia. E oggi noi siamo qui, oggi noi siamo qui riuniti per glorificare il tuo nome, riuniti per adorare te, Signore. Oh, noi preghiamo, Signore, per questa provincia, noi preghiamo per questa regione, Signore. Noi preghiamo che il tuo amore sia sparso, Signore, che i cuori siano preparati, toccati, che quei cuori che sono induriti, Signore, siano toccati. Oh, che quei cuori, Signore, che sono diventati terra arida, Signore, terra secca, che il tuo Spirito Santo possa lavorare questi cuori e preparare, Signore, in modo che la tua parola possa toccare questi cuori. Noi vogliamo vedere gli italiani, Signore, qui. Noi vogliamo vedere i musulmani riconoscendo te come Signore Salvatore della loro vita. Noi vogliamo vedere, Signore, la tua parola, Signore, sparsa per questa regione, ogni cuore toccato, Signore, i ginocchi piegandosi davanti a te, riconoscendo te come Signore Salvatore. Oh, che il tuo sangue possa scorrere su ogni via, su ogni viale, che il tuo sangue possa scorrere toccando ogni vita. Oh, noi clamiamo per la tua presenza, noi clamiamo per il tuo favore sul Veneto, Signore, noi clamiamo per il tuo favore su Venezia, noi clamiamo, Signore, per un'unzione di pentimento, noi clamiamo per conversione, per cambiamento, Signore, che il peccato vada via, Signore, nel nome di Gesù, che la criminalità vada via,
che la prostituizione vada via. Noi preghiamo, Signore, contro la idolatria, contro la religiosità. Oh, nel nome di Gesù, che la tua Chiesa si alzi, che la tua Chiesa si posizioni nella tua presenza, Signore. Oh, che il tuo popolo testimoni di quello che tu hai fatto nella loro vita, che la tua Chiesa si alzi per la gloria e per l'onore del tuo nome. Noi clamiamo a te, noi clamiamo a te, noi alziamo la nostra voce, Signore, davanti a te. Alleluia. Oh, gloria, 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 gloria. Prega, prega, apri la tua bocca, glorifica il Signore. Glorifica il Signore, glorifica il Signore, alleluia. Oh, alleluia. Tu sei santo, santo, santo. Oh, alleluia, 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 alleluia. Tu sei santo, meraviglioso sei. Anima mia, canta a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. L'anima mia canta a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. L'anima mia canta a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu, grande sei. Alziamo la voce. L'anima mia canta a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Alleluia. Possiamo fare ancora una volta? L'anima mia canta a te, Signore. Grande sei tu. Alza la tua mano in attitudine di adorazione e di a Lui: l'anima mia canta a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. L'anima mia canta a te, Signore. Grande sei tu, oh grande sei tu. L'anima mia, oh, canta a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Alleluia. Forte. Se tu respiri, loda il Signore. Forte. Se tu respiri, parla al tuo fratello. Loda il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Se tu respiri, Loda il Signore. lodo nella valle e sulle montagne. Se ne sono al sicuro o se dubito. Lodo se sono solo o circondato. E con la lode i nemici
Allora questo, la lode è un'arma e non solo un suono. La lode è un grido che catene spesso. E allora, che io vivrò, si canterò loda al Signore con tutto il cuore. Loda al Signore con tutto il cuore. Non cancerò, Gesù vivo sta, a tutti lo racconterò. Loda al Signore con tutto il cuore. Loda il sovrano, Dio che regna, che si alzò e la morte scacciò. ad una sola voce. Loda il sovrano, Dio fedele, che nessun altro è pari. Più forte. Alleluia. Si alzò e la morte scacciò. Loda il sovrano, Dio fedele, che nessun Un altro è pari a lui. Loda al Signore con tutto il cuore. Loda al Signore con tutto il Celebriamo il Signore. Se tu respiri, loda il Signore. Se tu respiri, Loda il Signore, se tu respiri, loda il Signore, se tu respiri, loda il Signore. 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 Alleluia. Amen. Tu respiri, allora loda il Signore. Ma loda intensamente, con tutto il tuo cuore. Amen. io grido alleluia, davanti ai nemici. Voglio sentire la vostra voce, cantate. Io grido alleluia, oltre l'incredulità. Io grido Io alleluia. grido alleluia, La mia la lode. forza è la lode. Alleluia. Io grido. Io grido alleluia, i cieli lottano per me. Io canterò in mezzo alla tempesta. Sempre più alto la mia lode salirà. Su dalle ceneri la speranza. La morte è sconfitta, il Re vivo sta. Vai! Io grido
anche se certezze non ne ho. Io dico alleluia, la paura non dominerà. Io canterò sempre più alto, la mia voce salirà su dalle cieli, la speranza sorgerà, la morte sconfitta, in verità sta. Gli uomini, grida ancora più alto, uomini con me, Grida ancora più alto. uomini, grida ancora più alto, Grida ancora più alto. grida ancora più alto, Grida ancora più alto. grida ancora più alto. Grida ancora più Adesso alto. le donne, Grida ancora più alto. davanti ai nemici miei, Grida ancora più alto. oltre l'incredulità, Grida ancora più alto. la mia forza è la lode, Grida ancora più alto. e i cieli lottano per me. Grida ancora più alto. Uomini forti, davanti ai nemici miei, Grida ancora più alto. oltre l'incredulità, la mia forza è la lode, e i cieli lottano per me. Grida ancora più alto, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più alto, la mia lode salirà su dalle ceneri, la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il re vivo sta. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più alto, la mia lode salirà su dalle ceneri, la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il re vivo sta. Oh, alleluia. Amém. Alleluia. Glória a Dio. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più alto la mia lode salirà. Questa è una dimostrazione di fede, no? È una dimostrazione di fede. Perché? Perché noi cantiamo indipendenti dalle circostanze. Per questo a volte è pazzia per il modo in cui noi ci comportiamo. Perché tante volte non è che noi non abbiamo problemi, ne abbiamo, e ne abbiamo tanti. Ma quello che noi sappiamo è che il Signore è al nostro fianco e Lui non ci abbandona. Amen. Alleluia. Io volevo invitarvi ad adorare il Signore con le vostre decime, con le vostre offerte. Prendete nelle vostre mani quello che avete portato di meglio per offrire come adorazione, come dichiarazione della signoria del Signore anche sulle vostre finanze. Prendete nelle vostre mani e noi pregheremo consacrando al Signore. La parola dice
date ciascuno come avete predisposto nei vostri cuori. Fratelli, c'è tanto rumore dentro della chiesa, vi chiedo un po' di trattenervi. So che è bello trovarci, no? È meraviglioso, ma noi possiamo salutarci dopo, possiamo parlare dopo, non durante il culto. Vi chiedo per favore. Amen. Possiamo accendere tutte le luci per favore, così la gente può camminare più tranquillo. Amen, gloria a Dio, lodato sia il Signore. Guarda che noi abbiamo posti qua davanti, ci sono 4 posti qua davanti, anche in mezzo lì. Gloria a Dio, lodato sia il Signore. Benvenuti, gloria a Dio. E dopo Paolo dice che noi dobbiamo donare con gioia, no? Allora noi abbiamo delle cose da imparare con questo brano di Paolo. Prima che l'offerta deve essere presa con più responsabilità. Non è qualcosa che noi arriviamo qui al momento, apriamo il portafoglio. Noi stiamo parlando di valori, ma stiamo parlando del valore che dai a quello che stai facendo, no? La riverenza che fai quella donazione lì non è, io metto là, non è un'elemosina, è un'offerta che noi facciamo con tutto il nostro cuore. E anche questo fa parte dell'adorazione al Signore, no? Anche questo dimostra il nostro disprendimento, anche questo dimostra la signoria del Signore sulle nostre finanze. Anche questo noi stiamo testimoniando davanti al Signore che Lui è Dio su tutte le aree della nostra vita, che non ci pesa portare davanti l'offerta e la decima, anche perché è un insegnamento biblico, no? E allora questo noi dobbiamo imparare, ma noi dobbiamo imparare anche che questo non è una costrizione, si può dire così, non è un obbligo, no? E allora Paolo dice: donate con gioia, perché il Signore ama il donatore gioioso, no? Allora io dico sempre, se non ve la sentite, ma guarda che sono obbligato a portare dei soldi in chiesa, ma guarda, non fatelo, finché non siate convertiti anche in quest'area, no? Perché sennò non sarà benedizione per la tua vita. Se tu porti l'offerta qui e dopo ci lamenti di quello che hai fatto, non fatelo. Ma se tu hai gioia nel farlo, hai gioia nel consegnare, hai gioia nell'ubbidire, allora vieni, fatelo con gioia, ballando davanti al Signore. Una volta ho visto un video, no? E il pastore Jean-Claude mi saprà dire se è così o no, della consacrazione di offerte in Africa. Loro vanno ballando, poi i soldi mettono là e tornano ballando al loro posto. Ho trovato bellissimo quello, ho detto è un momento di gioia, è un momento di celebrazione e noi dobbiamo farlo con gioia per il Signore. Amen. Allora prendete nella vostra mano quello che avete pensato, pregato, meditato, quello che lo Spirito Santo ha messo nei vostri cuori. Se non è stato così, che questa settimana sia così. Amen. E consacriamo al Signore per la lode e per la gloria del suo nome. Caro Padre, noi consacriamo a Te, Gesù, le nostre decime, le nostre offerte, Signore, una piccolissima parte di tutto quello che Tu hai messo nelle nostre mani, Signore. Tu ogni giorno ci benedici, vedi e provvedi ognuno dei nostri bisogni e noi Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo per la Tua fedeltà, Ti ringraziamo, Signore, perché Tu non ci lasci soli, Tu sei sempre al nostro fianco, Tu sei sempre lì che si prendi cura di ogni dettaglio della nostra vita, della nostra casa, della nostra famiglia. Noi Ti ringraziamo, Signore, per le piccole cose che Tu ci dai, Signore, vestiti, Signore, le scarpe per i nostri piedi, Signore, la casa, la macchina, il lavoro che abbiamo, la salute che ci dai ogni giorno. Padre, noi Ti ringraziamo perché Tu ci pensi ad ogni cosa e a volte, Signore, perché sono cose che fanno parte del nostro quotidiano, Signore, noi diamo per scontato,
e non ci ricordiamo neanche di ringraziarti, Signore, per queste cose. Ma oggi noi vogliamo alzare la nostra voce davanti a te e vogliamo dirti grazie per ogni cosa, per ogni piccola cosa, Signore, che tu ci dai ogni giorno, per la tua compagnia al di sopra di ogni cosa. Signore, grazie perché tu ci sei, grazie perché sei un Dio da vicino e non da lontano, grazie perché ci prendi cura, Signore, di noi e di ogni area della nostra vita. E noi vogliamo dichiarare, Signore, davanti a tutto il mondo spirituale, che tu sei Dio sulla nostra vita, sulle nostre finanze, sulla nostra famiglia, Signore. Tu sei Dio di questa Chiesa e noi ti adoriamo con tutto quello che siamo e con tutto quello che abbiamo, Signore. Nella tua presenza noi consacriamo a te le nostre decimi, le nostre offerte per la lode della tua gloria. Amen. Potete venire qua davanti, portare lì. Prima frase. Questa bella Sono grato. La tua grazia mi sta guarendo, la mia storia si sta rivelando. Perfetto non sono, però sono grato. Ho le lotte, ma non desisto. Con coraggio mi sto rialzando. Perfetto non sono, però sono grato. Tu mi hai dato un giorno in più per amarti, Dio. Mi hai portato fino a qui per testimoniare. Cos'altro posso dire se non alleluia? Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Tu mi hai dato un giorno in più, giorno in più. Ero quasi senza speranza, ho preso la mano, per questo son grato. Se nel fuoco sarò lanciato, El Shaddai tu sarai al mio fianco. Non mi lasci mai, per questo son grato. Tu mi hai dato un giorno in più per amarti, Dio. Mi hai portato fino a qui per testimoniare. Cos'altro posso dire se non alleluia? Grazie
solo adorarti, perché sei tutto, tutto, tutto per me. Tu puoi dichiarare questo con tutto il tuo cuore. Io Signore voglio solo adorarti, Perché sei tutto. perché sei tutto, tutto, tutto per me. Io Signore voglio solo adorarti, perché sei tutto, tutto, tutto per me. Tu mi hai dato un giorno in più per amarti, Dio. Mi hai portato fino a qui per testimoniare. Cos'altro posso dire se non alleluia? Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Tu mi hai dato un giorno in più, giorno in più, giorno in più, giorno in più. Alleluia, Signore. Alleluia, Signore. Tu sei santo, santo, santo. Santo, santo è il tuo nome, Signore. Grazie per ogni giorno che ci dai, Signore. Grazie per la tua bontà, grazie per la tua fedeltà. Grazie per la tua salvezza, Signore. Grazie per le promesse, Signore, che tu hai per la nostra vita, Signore. Grazie perché ci hai promesso, Signore, che alla fine dei nostri giorni noi vedremo la tua salvezza. Noi non possiamo, Signore, che non dirti, Signore, che noi ti amiamo. Noi ti amiamo per ciò che tu hai fatto per noi, Signore. Noi ti lodiamo per tutto quello che tu fai per noi, che tu hai fatto per noi. Ma noi ti adoriamo per ciò che tu sei. Noi ti amiamo perché tu sei l'alfa, tu sei l'omega, sei il principio, sei la fine, sei il leone, sei l'agnello, Signore. Tu sei unto di Dio, Cristo. Cristo, Gesù Cristo, tu sei l'unto di Dio. Tu sei la nostra speranza, perché tu sei in noi. La tua parola dice che se tu sei in noi, noi abbiamo la speranza di gloria. Tu ci hai dato un giorno, Signore, tu ci hai dato anni, tu ci hai dato, Signore, mesi, tu ci hai dato decadi, Signore, decenni, Signore, per poter dire che noi ti amiamo, per poter vivere, Signore, che noi ti amiamo. E noi ti siamo grati, Signore. Tu mi hai dato un giorno in più per amarti, Dio. Mi hai portato fino a qui per testimoniare. Cos'altro posso dire? Dichiara il tuo Signore, se non alleluia. Grazie Gesù. Tu mi hai dato un giorno in più, giorno in più, giorno in più, giorno in più. Amen. Alleluia. Amen. Amen, 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 amen. A
Amen. Potete accomodarvi un attimo. Amen. Amen. Bentornati a tutti voi che eravate in Toscana insieme a me. Amen. Voglio ringraziare il Signore, no? Per la sua bontà, la sua fedeltà, la sua benevolenza. So che siamo molto animati oggi, ma siamo nella presenza del Signore. Amen. Il pastore ha già chiesto, io vi chiedo ancora una volta, le chiacchiere le facciamo dopo. Amen. Questo è il momento del Signore. Amen. Amen. E io ringrazio il Signore. Voi sapete che per noi l'ultimo anno e mezzo non sta essendo una passeggiata, ma Dio ci ha sostenuti in ogni tempo. E io volevo farvi vedere soltanto un pezzettino di tutto ciò che Dio ha fatto lì in Toscana insieme a noi. Amen? Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Il Signore sia lodato in ogni cosa, in ogni tempo, in ogni stagione. Io ho condiviso lì che chiedevo al Signore, sapete quando hai una responsabilità così davanti a te, tante volte guardiamo l'amministrativo, no? Le burocrazie, guardiamo la logistica, guardiamo la musica, guardiamo tutto quello che c'è, guardiamo il culto che resta, la chiesa che si svuota e vi dico che il timore più grande che ho è che la sua presenza non venga con me. E Lui è venuto. E io lodo il Signore perché c'è stata guarigione lì. C'è stata guarigione di anima, guarigione fisica. Ci sono state persone che hanno avuto un reinizio nella loro vita.
Quindi il mio invito per voi che magari non siete riusciti a venire o magari avete qualche resistenza verso questo, non è un posto dove in Brasile si potrebbe dire il club della Luluzinha, no? Non è un club della, posso dire qui, non so, di quelle ragazze che vanno lì a fare niente o a ridere insieme. No, noi andiamo a cercare lo Spirito, noi facciamo nuove amicizie lì, noi sì, godiamo di tutto quello che c'è nell'albergo, di tutto quello che possiamo fare in questo viaggio, ma noi andiamo a cercare la sua presenza, e quando noi lo cerchiamo lui viene. È venuto come un vento impetuoso ed ha soffiato qualcosa di nuovo su di noi. E io prego perché tutti voi che siete venuti insieme a me possiate vivere questo nelle vostre case. Amen? E voi che non siete venuti, prego lo stesso, per la stessa unzione, per lo stesso fuoco, in modo che possiate vivere questo. E resta il mio invito di tornare nel 2027 in Toscana insieme a me. Amen? Se tu non sei venuta oggi, Loli mi ha detto, io in 2027 vengo, amen? Allora l'invito resta a tutti voi che non siete riusciti a venire. Ringrazio Dio che mi ha sostenuta, ringrazio la Chiesa, ringrazio mio marito che mi sostiene sempre, ringrazio il gruppo di Lode, ringrazio Nicola, ringrazio la mia famiglia, ringrazio tutti i diaconi che erano lì, ringrazio Tina, ringrazio Lilian. Non posso dire tutti i nomi di nuovo, ma ringrazio tutti voi, Luca, Carlos, che mi siete stati accanto. So che sto mancando tanti nomi qui, ma vi ringrazio tutti con tutto il mio cuore. Ringrazio tutti voi che siete venute, che avete dato questa fiducia a me. Amen? Perché io lo so che è un investimento nella vostra vita. Ma io voglio ringraziare anche, a nome mio e di Daniel, voglio ringraziare Andrea, Gloria e Marco, che non è qui oggi, che si sono presi cura del culto settimana scorsa. Grazie con tutto il cuore. Non sapete quanto sollievo, no? Sapere che c'era qualcuno qui che lodava, che ministrava la parola, questo ci porta sollievo, no? Io ringrazio tutta la Chiesa perché mi appoggiate sempre, no? Dico a Daniel, mercoledì scorso mi sentivo malissimo perché svuotavo la Chiesa, no? Abbiamo bisogno dell'impianto, abbiamo bisogno della batteria, abbiamo bisogno di questo, di quello, e questo mi porta, no? Oh Signore, io sto svuotando la Chiesa per andare a fare la conferenza, ma io so che questa è l'offerta che questa Chiesa dà sulla conferenza, e io lo so che Dio è fedele e ci darà molto di più nel nome di Gesù, ci darà sempre questa possibilità. Amen? E allora con questa gioia, con questa certezza di che non ci sono ombre che potranno sfumare tutti i propositi di Dio per la nostra vita, e chi mi conosce sa qual è il proposito di Dio per la nostra vita? Portare le persone a Gesù. Amen? Tante volte tu sei lì, Signore, qual è il mio proposito? Il mio proposito, il tuo proposito è imitare Gesù, è essere Gesù per le persone. Poi le strategie per la tua vita è una cosa diversa, ma il proposito è uno solo. La chiamata è una sola, a me e a te. Non è che io sono chiamata a osservare se voi state portando le persone a Gesù o se io sono... No, tutti noi siamo chiamati ad essere come Gesù Cristo, no? E allora che non ci siano più ombre nel nostro proposito, nel proposito di Gesù per la nostra vita. E oggi noi abbiamo tanta gioia di poter aver portato qui la pastora Dimitria. Lei è una benedizione, se tu non la conosci, la conoscerai oggi. Una furia della natura. Ed è meraviglioso camminare con lei. Dio ci ha regalato questa amicizia un anno fa, e io lo so che non era, aveva anche questo uno scopo, no? Questa amicizia che è nata in Gesù Cristo, perché quando Gesù unisce le persone, Lui ha sempre qualcosa in più, no? Amen?
E prima di questo io volevo invitarti ad aprire la tua Bibbia, perché oggi noi celebreremo la Santa Cena del Signore, amen? Noi celebreremo a questo Dio meraviglioso che non manca mai. Noi continueremo a rafforzare la nostra alleanza con Gesù, amen? A dire a Lui: Signore, io ancora ho un'alleanza con te. Perché la Santa Cena non è altro che questo. Tante volte le persone dicono, no? Daniele a volte parla di questo, che tante volte le persone dicono: io non posso prendere la Santa Cena perché sono in peccato. Allora, se tu sei in peccato, tu preghi, chiedi perdono, no? E cerca di risolvere, perché se Gesù torna oggi, che differenza avrà fatto la Santa Cena? Nel senso, se Gesù torna, tu comunque non vai con Lui. C'è qualcosa che nel tuo cuore ti dice: io non posso più avere un'alleanza con Gesù Cristo. Tu devi risolvere questo. Allora noi non parliamo di religioni, questa Santa Cena, anche se c'è scritto bellissimo lì un CCMI Venezia, CCMI Vicenza, no? Non è della nostra Chiesa, la Santa Cena è del Signore. Amen? Noi non crediamo nella trasmutazione, nella trasmutazione del pane e del succo. Il pane continua ad essere pane, il succo continua ad essere succo. Noi crediamo in quello che simboleggia, no? Non crediamo che questo diventa sangue o carne nella nostra bocca, ma crediamo nell'importanza della consapevolezza di fare ciò. Tu non puoi farlo se non hai ancora avuto un'esperienza con Cristo, perché la Santa Cena significa: sì, il tuo sacrificio è per me e io ancora voglio cenare insieme a te in cielo, perché Lui dice che ci sta aspettando, non è così? Io non mangerò finché non saremo di nuovo insieme. Amen? Amen. Oggi noi faremo in un modo diverso. Mentre loro suonano qua, volevo invitarvi a venire a prendere il vostro calice. Possiamo venire dalla fila centrale, dal corridoio centrale, e uscire da là. Iniziamo con la prima, poi la... No, iniziamo da dietro, è meglio. Iniziamo da dietro, dall'ultima fila. Venite e fate il giro, ok? Proviamo così oggi. Anche l'altro lato, no? Potete venire e tornare. I diaconi potete venire qua e tenere, no? In centro Eliane, Luca e Naro. Sì, potete già prendere, ma non ancora averla, ok? Perché noi pregheremo insieme. Sei santo, Signore. Nessuno è uguale a te, Signore. Santo, santo, santo. Venha su di noi, Signore.
Aleluia. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Reina sobre nós, Senhor dos exércitos. Senhor del exército, reina aqui. A tua queixa te adora, Senhor. A tua queixa aqui, Senhor. A cercar il tuo volto, Signore. Venha qui, Gesù. Amém. Amém. Volevo invitarvi ad alzarvi. Oggi noi abbiamo alcune persone che sono qui per la prima volta, seconda, no? Siete veramente benvenuti qui, amen? Io volevo leggere insieme a voi quello che l'Apostolo Paolo disse in 1 Corinzi, capitolo 11, dal versetto 20. Paolo era lì che dava un po' le istruzioni, no? Alla Chiesa, che avevano un po' perso la strada di alcune cose. E io penso che a tutti noi ogni tanto serve una raddrizzata. Amen? A tutti noi serve. Se tu pensi che a te non servi, fai come il salmista, cadi per terra, chiedi al Signore, investiga il mio cuore, vedi cosa c'è che non va e guidami per la via eterna. Amen? Allora dal versetto 20 lui, non parlando alla chiesa di Corinto, disse: quando poi vi riunite insieme, quel che fate non è mangiare la cena del Signore. Lui stava dicendo: non siete venuti per un incontro sociale. Amen? Non siamo venuti per un incontro sociale, non siamo andati in Toscana per un incontro sociale, non siamo riuniti qui perché non abbiamo nulla da fare la domenica. No, noi siamo venuti qui per poter cercare la presenza di Dio, per poter mantenere la nostra comunione con i fratelli, per poter rinnovare la nostra alleanza con Cristo. Amen? Perché noi possiamo trovarci fuori, noi possiamo essere amici fuori, noi possiamo andare a bere uno spritz, noi possiamo andare a fare qualsiasi cosa, ma qui noi siamo in famiglia per cercare colui che è degno di ogni lode, di ogni gloria e di adorazione. Amen? Allora Paolo diceva, no, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena e mentre uno ha fame e l'altro è ubriaco. Non avete voi delle case da mangiare, da bere, o disprezzate voi la chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò io? In questo io non vi lodo. Noi mai leggiamo questo pezzo, ma è importante rivedere se siamo sulla via giusta. Amen? E poi nel 23 Paolo continua: poiché io ho ricevuto dal Signore quello che io vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Amen? Amen. Io volevo in questo momento invitarti a fare una cosa diversa.
tu uscirai dal tuo posto, so che siamo in tanti, ma tu prenderai una persona e tu pregherai con lei. Tu pregherai che la sua alleanza con Cristo sia salva. E voi scambierete i bicchieri. Poi noi consacreremo e lo prenderemo. Amen? Amen? Non vale marito e moglie, ok? Non vale marito e moglie. Esci dal tuo posto, prendi qualcuno e solo dice così: io voglio pregare perché la tua alleanza con Cristo sia salda. Amen? Amen? Dai, 1, 2, 3, via! Qualcuno che parla inglese prega con Dimitria. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. A terra está cheia da tua glória, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Se tu sei lì, continua lì vicino. Noi pregheremo adesso, consacreremo e poi lavoreremo insieme. Amém. Amém. Padre Santo, nel nome di Gesù io voglio presentare nella tua presenza questi elementi, Signore.
Signore, voglio presentare questo pezzettino di pane che rappresenta il tuo corpo che è stato donato in croce per noi. La tua parola dice, Signore, che per le tue lividure, Signore, noi siamo stati guariti. Alleluia. Grazie, Signore, noi consacriamo a te, Signore, questo bicchiere di succo d'uva che rappresenta il tuo sangue, Signore, che noi crediamo, Signore, che ci lava dai nostri peccati, che ci purifica, Signore, che ci fa degni, Signore, di essere visti nella tua presenza, Signore. Noi vogliamo, Signore Gesù Cristo, dire che ogni volta che noi prendiamo questo pane, beviamo di questo calice, noi ci ricordiamo che abbiamo un'alleanza con te. Sei il nostro sposo e non vediamo l'ora, Gesù, di mangiare insieme a te, magari sotto un albero, magari ascoltando tutte le storie che tu hai da dirci, Signore, e potendo soltanto abbracciarti e dire grazie, grazie di tutto ciò che tu hai fatto. Così noi preghiamo. Amen. E lui prese il pane e disse: questo è il mio corpo. Questo pane rappresenta il mio corpo che è stato dato in croce per voi. Mangiate, mangiate in memoria di me. Nello stesso modo prese il calice e disse: questo calice rappresenta il mio sangue che è stato versato in croce per voi. Bevete in memoria di me finché io venga. Amen. Amen. In questo momento tu puoi prendere un attimo di comunione col Signore mentre noi inizieremo a cantare qui. Amen. Che tu possa avere questo momento di ringraziarlo, di pregare, di parlare con Lui. Amen. 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 Tu puoi inginocchiarti, puoi sederti, puoi stare in piedi, puoi sdraiarti. Noi siamo nella casa del nostro Padre. Amen. Abbiamo libertà. Solo non puoi distrarti. Non distrarti. Amen. Amen. C'è nessuno oltre a te, umile e buono sei. Non c'è nessuno uguale a te. Non c'è uguale, meraviglioso, sei ammirabile, così sublime, glorioso, la tua presenza è desiderabile, più dell'oro. Meglio della vita è il tuo amore. Chi è come te, Gesù? Non c'è nessuno oltre a te, umile e buono sei, non c'è nessuno uguale a te.
c'è uguale, meraviglioso, sei ammirabile, così sublime, glorioso, la tua presenza è desiderabile, più dell'oro, meglio della vita è il tuo amore meraviglioso, sei ammirabile, così sublime, glorioso, la tua presenza è desiderabile, più dell'oro, meglio della vita è il tuo amore. Come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno e l'allegria infine sarà completa. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno e l'allegria infine sarà completa. Meraviglioso, sei ammirabile, così sublime, glorioso, la tua presenza è desiderabile, più dell'oro, meglio della vita è il tuo amore. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno e l'allegria infine sarà completa. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno e l'allegria infine sarà completa. Meraviglioso, sei ammirabile, così sublime, glorioso, la tua presenza è desiderabile, più dell'oro, meglio della vita è il tuo amore meraviglioso, sei ammirabile, così sublime, glorioso, la tua presenza
è desiderabile più dell'oro, meglio della vita è il tuo amore. Alleluia. Oh, gloria, 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 gloria. Sei santo, santo, santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Alleluia, alleluia. Sofre um vento novo, Senhor. Sofre um vento novo, Senhor. Vento novo, vento de glória. La tua chiesa è qui che ti adora. La tua chiesa è qui che ti adora, Signore. Non vediamo l'ora di vederti, Signore. La tua chiesa è qui, Signore. La tua chiesa ti aspetta, Signore. Aspetta un vento nuovo, Signore. Aspetta un vento nuovo, Signore. Aspetta un nuovo battesimo. Aspetta una nuova unzione, Signore. Un'unzione di grazia, Signore. Un'unzione di grazia e di audacia, Signore. Audacia, Signore, coraggio, Signore. Alza la tua chiesa qui, Signore. È per il tuo spirito, Signore. È per il tuo spirito, Signore. È per il tuo spirito. Dove forza né violenza, Signore. E né violenza, Signore. Ma è il tuo spirito, Signore. È il tuo spirito, Signore. Oh, Rihanna, Yashegi, Yanamaya, Shegi, Yanamaya, Shegi. Rihanna, Yasori, Yanamaya, Shegi, Yanaya, Shegi, Yanamaya, Shegi. Oh, In cui vedrà, derrama nova unção, Senhor. vogliamo vedere il tuo cuore, Uma nova unção aos teus pés. vogliamo vedere il tuo cuore. Nos arrendemos aos teus pés. Nós siamo arresi a te qui, Signore. Siamo arresi a te qui, Signore. Riaccendi le fiamme, Signore. Riaccendi le fiamme, Signore. Fiamme, Signore. Le fiamme, Signore. Amém. Aleluia. Aleluia. Noi continueremo. Amém? Continueremo. Io volevo senza interrompere questo momento invitare Dimitri qui. Amen. D, can you come? Amen. 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 Amém. Oh. Eri anamaya she. Andrea. Ok. Dimitra, come avevo detto prima. Dimitra per me è un'amica molto speciale. E io
io lo so che quando Dio fa queste cose, Lui le fa bene. Noi è da un po' che camminiamo insieme e non potevamo non portarla qui per benedire questa casa che è la nostra casa. Amen. So Dee, liking my home, È casa mia, this is yours. questa è la tua casa. Buongiorno. Sorry. And for those who speak Portuguese, bom dia. Quelli che parlano portoghese, buongiorno, bom dia in portoghese. And for those who speak English, thank you. And those who speak English, e quelli che parlano inglese, grazie. Good morning. I'm not sure if you understand, but the presence of Jesus is in this room. Io non so se avete capito che la presenza del Signore di Gesù è qui in questa stanza. And when He's in the room, whatever we need, He has. E quando Lui è nella stanza, qualsiasi cosa noi abbiamo bisogno, Lui ce l'ha. I had a whole introduction, but that song messed me up. E lei aveva già preparato un'introduzione, ma questo qua l'ha proprio sconvolta. You are marvelous, God. Sei meraviglioso, Signore. I lay everything that's on my chest down at the altar, and I choose to say you are marvelous. E tutto quello che sono qui nell'altare dice che tu sei meraviglioso. Sometimes we're like kids that want to take from God, but sometimes we have to be kids. Às vezes nós somos como, a volte siamo come i bambini, scusate, che vogliono chiedere tanto a Dio, che voglio, ma a volte proprio dobbiamo essere come i bambini. And we can say, I know a lot's going on, Father, but I just choose to say you're good. E possiamo dire, Signore, io so cosa sta succedendo nella mia vita, ma voglio solo dire che tu sei buono. You are good. Tu sei buono. You are good. You are good. Woo. You're good. Sei buono. Sei buono. Sei buono. Sei buono. Sei buono. Sei buono. Gesù. Sei buono. Come on, in your own way, just tell him you are good, you are good, you are Al tuo good. modo, di a Lui, tu sei buono, tu sei You are buono, tu good, sei you are buono. good, you are good. You are good, you are good. I say it over my circumstances, you are good. Io dico alle mie circostanze, Lui è buono, tu sei buono, Dio. I say it over Italy, you are good. Io dico all'Italia, tu sei buono, Dio. I say it over my house, you are good. Io dico sopra la mia casa, tu sei buono. I prophesy over this church, you are Io good. profetizzo su questa chiesa, tu sei buono. Now, if you're comfortable, can you put your hand on your chest? Se ve la sentite, potete mettere la mano sul petto così, sul cuore. We speak over these beautiful people, you are good. Noi parliamo su queste persone, dichiariamo, Signore, tu sei buono. Oh, yeah. Sei buono. Sei buono. Oh, oh, oh,
Hey. If you need healing in your body, He's healing you. Lui ti sta guarendo, senta del tuo corpo, Lui ti sta guarendo. If you need healing in your emotions, He's healing you. Lui sta guarendo le tue emozioni. He's breathing in this room. He's Lui sta breathing. soffiando in questa stanza, il suo spirito è qui. We love you, Jesus. Noi ti amiamo, Signore. Wow. I want you just to take a deep breath in and let it out. Voglio solo chiedervi di respirare profondamente e lasciare andare l'aria. Wow. It's so special that He's here. È così speciale che Lui sia qui. That's how much He loves you. E questa è così la quantità in cui Lui ci ama. Every single one of you. Ognuno di voi, From the youngest to the dal più oldest. piccolo al più grande, He's come today for you. e Lui è venuto qui per te. And I know that we have come together to say, God, we love you. We've come together. So che ci siamo riuniti qui per dire a Dio, Signore, noi ti amiamo, noi siamo qui perché ti amiamo. But when we gather, He meets us. Ma quando noi ci riuniamo, Lui ci incontra. And He's met us today. E- He's met us today. Sorry. E Lui ci ha incontrati oggi. No, you're incredible. You are so good. Can you guys keep playing with me? Is it okay? You're Potete used to me continuare? now, right? Potete continuare suonando. Pastor already said I'm Demetrius Stallings. Pastor already said my name. Pastora ha detto Dimitria Yes. Stallings. Sì, lei è Dimitria Stallings. And I'm American È americana. from the United States, È in America. but I'm living in Brazil right now Ma lei al momento vive in Brasile. off of an invitation from the Lord. Io ho ricevuto un invito del Signore And it's really beautiful because God, when we get to know Him, e è così bello perché quando noi iniziamo a conoscere Dio when we begin to walk with Him, e iniziamo a camminare con Lui, when we don't just come and gather at a building, noi non veniamo soltanto a trovarci in un posto, but when we really get to know Him, ma quando noi veramente lo conosciamo, we get to live life with Him. noi iniziamo a vivere una vita con Lui. And sometimes He invites us into places. E a volte Lui ci invita dai posti It doesn't always make sense, che a volte non ha un senso, but it's beautiful ma è bello, because the invitation of God perché l'invito di Dio opens up doors apre porte, for other people to get to know Him, perché così altre persone possono conoscerlo. like your pastors Per here. esempio i vostri For pastori qui, 20 something years, right? 20 years. quasi da 20 anni sono qui Now you get to gather as a family e adesso siete insieme come famiglia. and get to see the love of Jesus. Io posso vedere l'amore di Gesù It's not just about me or your pastors e non è riguardo a me o ai vostri pastori or any other pastor you know. o qualsiasi altra persona, pastore che conosci. Jesus wants to use you. E Lui, Gesù, vuole usare te, He wants to use you. vuole usare te. He wants to walk with you. Lui vuole camminare con He te wants to live with e you. vuole vivere con te. He wants to be with you. Lui vuole essere con te. Can you imagine the God of the universe
riesci a immaginare il Dio dell'universo, the God who created everything, il Dio che ha creato tutte le cose, wants to walk with you. vuole camminare con te. Amen. I want you, one more time, I know this is more American than anything else, but put your hand on your chest one more time. For Lo me, so, for una me. volta in più, e questo è molto americano, ma vi chiederò di nuovo di mettere la mano sul cuore. And say out loud, Grida, dici a voce alta: God wants to walk with me. Dio vuole camminare con me. Insieme. Dio vuole camminare con Sì. me. See, He wants to walk with you. Lui vuole camminare con te. And so He invites us into places. E così lui ci invita ad andare a dei posti. I don't know your story, Io non so la tua storia, but I believe with all my heart ma credo con tutto il mio cuore that God wants to refresh your heart che today. Dio vuole oggi rinfrescare, rinnovare il tuo cuore. And He wants to give you new breath E lui vuole dare a te un nuovo soffio, so you can breathe again. così tu puoi respirare di So nuovo you can live again. e puoi vivere ancora. So you can walk knowing who you are. E potrai camminare sapendo chi sei. You are sons and daughters of a living God. Voi siete figlie del Dio vivente. Alleluia. See, yes, it's true, it's true. È vero. I just love Him. I just love Him. I love E Him. io lo amo così tanto. Okay, I had a whole introduction. I'm not going to do none of that because Yeah. He's here. Avevo tutta una introduzione qua che non farò perché lui è qui. But I do want to say, is there a way to have the lights on so I can see faces? Is it okay? C'è un modo adesso di accendere un po' le luci che voglio vedere le facce qua. Grazie. That's all I have. Buongiorno and grazie. Questo è tutto che so dire. Buongiorno, grazie. Hi guys, all of you are beautiful. Wow. Buongiorno ragazzi, siete bellissimi, tutti voi. Hello. Wow. Oh, your faces are beautiful. Le vostre facce sono bellissime. I can feel the love of Jesus towards you. Io sento l'amore di Dio nel vostro confronto. He really loves you. E lui veramente vi ama. And you are not alone. You E hear me? non siete soli, avete sentito? Ok. Non siete soli. I know we just met some of us, but now we're friends, okay? So che ho conosciuto alcuni di voi, ma adesso siamo amici tutti, ok? So you're not alone. Quindi non sei solo. Amen. Amen. Before I jump into what I really feel like God is saying, and I feel like it's a word from God for you. Io adesso devo dirvi una parola che sento che è una parola di Dio per te. I want to some things that God put on my heart specifically for the pastors, but I feel like it goes to the whole church. Dio mi ha messo qualcosa di una parola specificamente per i pastori, ma secondo me adesso serve anche per tutta la Chiesa. In Psalms 22, E a Salmi 22, my Bible is Portuguese and la sua English. Bibbia è in portoghese e in inglese. Sorry, I know it's not Italian, but it's a big deal for me. I said sorry, I know it's not Italian. Non è italiano, ma per lei è già un progresso grande. Okay, I know I look 20, but I'm in my 40s, so we're going to use these. Lei ha detto che anche se sembra avere 20 anni, ne ha 40. In Psalms 22, Salmi 22. it is the Psalms that Jesus quotes on the cross. Questi sono i salmi che Gesù ha menzionato nella croce. So it's a very special Psalms Sono salmi speciali because in Jesus' salmo. pain, perché lui quando era in dolore lì, this Gesù, is what he quotes. e questi versi sono quelli che lui ha menzionato. It says, my God, actually, can you read the first verse to chapter, to verse 5? Up to 5. Or Quindi 4, sorry, leggerò per voi. Da 1 a 4. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito? Let's stop really quickly. Dio mio, Jesus said this.
Gesù ha detto questo. Jesus himself, Gesù l'ha detto. one of the most powerful people, Una delle persone più potenti, God and man, Dio in forma d'uomo, quotes this very Psalms ha detto esattamente queste when parole he's in his greatest pain. quando lui era nel suo dolore più grande. And his pain wasn't just inflicted physically. E il suo dolore non era solo un dolore fisico, He literally carried every single one of us in e his lui heart. letteralmente ha lì caricato su di lui tutti noi, tutti i nostri peccati. And what he did on the cross E quello che ha fatto lui sulla croce literally changed the way we can live. letteralmente ha cambiato il nostro modo, il modo in cui noi possiamo vivere oggi. So because of you, he continued to say yes. E per te, per riguardo a te, lui continua a dire sì. And he quotes this on the cross. E questi versi lui li ha menzionati nella croce. And if Jesus can quote this, E se Gesù può menzionare questi versi, read verse 1 only. solo il primo leggerò ancora. Dio mio, perché mi hai abbandonato? And some of you have felt that you have been forsaken. E alcuni di voi vi state sentendo abbandonati, dimenticati. But you're not alone. Ma non sei solo. Jesus himself Gesù stesso felt what you feel. ha sentito quello che hai sentito tu, che senti tu. In his pain, he looked up to heaven and said, In dolore lui ha guardato il cielo e ha detto: my God, verse. My God, my God. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Why are you so far from saving me? Perché sei così lontano di salvarmi, Signore? So far from my cries of anguish. Senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. And then verse 2, and verse 2 to 4. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi. Di notte ancora, senza alcuna posa. Eppure tu sei il santo, che siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati. Confidarono in te e non furono delusi. Yes, this is good. And David is here. And E this is what Davide è qui. Jesus said this, but this is David's writing. E Gesù li ha quotati, no? Li ha ripetuti, però è stato scritto da Davide. And David, in this whole chapter, when you get home, you can read it. The Bible is better than any movie. E Jen. Davide in questo capitolo, io vi consiglio di arrivare a casa e leggere, che la Bibbia è meglio di qualsiasi film. If we were in Brazil, I would say, gente. Se fossimo in Brasile lei avrebbe detto ragazzi. But how do you say it and how do you say guys? I think ragazzi. Grazies. No? Ragazzi. Ragazzi. I'm learning Italian, okay? Stai imparando italiano, eh? All of a sudden, he was going through ups and downs, up and down. All'improvviso David. lui sta andando, Davide va su e giù nella sua vita con alti e bassi, And he writes this psalm e lui scrive questo salmo, questo inno in honesty. con tutta la sua onestà. He tells God his circumstances, E lui parla a Dio delle circostanze, but then he begins to say the truth of who God is. ma all'improvviso lui inizia a dire la verità su chi veramente è Dio. And the first time in verse 11 it says, "Do not be far from me, God." E al verso 11 lui dice per la prima volta: non allontanare da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è nessuno che mi aiuti. And he says it several times. E lui dice questo, non ti allontanare da me, tante volte. And I believe with all my heart Io credo con tutto il mio cuore that some of you, even your pastors, have been crying out, God, we want you. We don't want you far from us. Io credo che alcuni di voi, anche i vostri pastori magari, state gridando: Dio, sia qui con noi, non mi lasci solo. And when I was praying for you guys today, E mentre io pregavo per voi I oggi, felt so strongly to God say to you, e ho sentito fortemente quello che Dio voleva dire a voi. he says, I will be near you. E lui mi ha detto di dirvi: io ti ascolto, io This is specifically for you è specificamente per te, and pastor, i pastori, but it's for everyone. ma anche per tutti voi. Today God says, Oggi Dio ha detto: I will be near you. io sarò vicino a te.
I will be near you. io sarò vicino a te. And then another verse that came to me specifically that I feel like God was saying, and then I'll jump into Un my altro message verso really che quick, mi è venuto, che Dio mi ha parlato e che voglio condividere con voi, is Judges 12 and 23. è Giudici 12, 23. Maybe I got it wrong. I think it's 11, 23. I'm sorry. 11, scusa, 23. And there's this guy E c'era questo ragazzo, named Jephthah, Giaffè, and he was a mighty warrior. e lui era un grande guerriero, But he had a lot going on in his life. He had a lot of rejection. ma lui aveva tante cose che succedendo nella sua vita, aveva molta rifiuto nella sua vita, He had a lot of pain, a lot of things happening. aveva tanto dolore, tante cose brutte che succedevano a lui. And in his pain, he made a vow E nel suo dolore lui ha fatto un voto con Dio, that actually cost him something very dearly. e che è costato a lui una cosa molto cara. But in chapter 11, you get to see this strong man. E nel capitolo 11 puoi vedere la storia di questo uomo forte Begin to talk to a king that wanted to defeat the che è Israelites. iniziato a parlare con un re che voleva sconfiggere Israele, And he literally stood up with so much authority. e lui si è alzato così con tanta autorità, And he stood up with so much promise in his heart. e lui si è alzato con tante promesse nel suo cuore. And this is what he E says. questo è quello che ha detto If you can lui, read 23 through 24. 23 al 24. E ora che l'Eterno, il Dio di Israele, ha cacciato gli Amorei davanti a Israele, che è il suo popolo, dovresti tu possedere il loro paese? Non possiedi tu quello che Chemus, il tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che l'Eterno ha cacciati davanti a noi. Yes, so good. Sorry, you went to 24. At the end of this, it says, likewise, whatever the Lord our God has given us, we will possess. E questa parola dice, qualsiasi cosa Dio ha dato a noi, noi la possederemo. We will possess. Noi la possiederemo. No matter what our Lord has given us, we're going to take it. We're going to embrace it. Non importa quello che Dio ci ha dato, noi lo abbracceremo, lo terremo. And I believe with all my heart that this church, whatever God has said over you, E io credo con tutto il mio cuore che questa chiesa, qualsiasi cosa Dio abbia preparato per voi, you need to understand what David was saying, that God be near me, and God says I will be near you. dovete capire quello che ha detto Davide, e capire anche per voi che quando lui ha detto Dio è vicino a me, che sarai anche con noi, è vicino a noi. But you also have to do something. You have to possess. You have to say whatever God says. E tu devi fare il tuo ruolo, che è prendere possesso di questo che ha detto Dio. I will agree. I will believe. Io I will sono hold d'accordo, on. io credo, io lo prendo, I will possess it. io lo possederò. And God has given this church Venice. E lui ha dato a questa chiesa Venezia, God has given your family Venice. e Dio ti ha dato questa famiglia qua. And I believe you will possess Venice. E io credo che voi prenderete possesso di Venezia. You will see the glory of the Lord in Venice. Vedrete la gloria di Dio su Venezia. But Venice is only the beginning. Ma Venezia è solo l'inizio di tutto. Italy belongs to you. La Italia appartiene a voi. Europe belongs to you. Appartiene a voi. And you get to see Jesus. L'Europa pure. Vi vedrete Gesù. You get to see E Jesus. tu devi vedere Gesù. Not just in Italy, Non soltanto in but in your Italia, homes ma anche a casa vostra. and in your E lives. nelle vostre vite. Amen. Amen. So I felt like that was a specific word for you guys. Ho sentito che era una parola specifica per voi. But today I didn't come here to give you any complications of a message. E quindi, ma oggi non voglio darvi un messaggio complicato. I came with something very simple and something very real that God put on my heart. E sono venuta con qualcosa di molto semplice ma molto reale che Dio ha messo nel mio And I cuore. believe that it is the voice of God for you today. Io credo che sia la voce di Dio per voi oggi qui. Because I believe that there are people here today. Perché io credo che ci sono delle persone qui oggi You love God, but some things are unclear.
Tu ami Dio, ma ci sono delle cose che non sono molto chiare. And you're asking yourself, E tu chiedi a te stesso, am I in the right place? sono al posto giusto? Why does it feel so hard? Perché è così difficile? Why does God feel a little distance? Perché sento che Dio è distante? And why does he feel quiet E sometimes? perché a volte lo sento quieto, non parla? And does God hear me? E sarà che Dio veramente mi ascolta? If you're not having any of those questions, E se tu non hai nessuna di queste domande, just pray with me, okay? And pray for the people that need this today. preghi per le persone che sono qui oggi, preghi con me. Maybe Noi you, abbiamo bisogno di te maybe you oggi. felt like God left you. Ma magari hai sentito che Dio ti ha abbandonato. Maybe you felt like you've missed something. Magari senti che c'è qualcosa che manca. And I felt this really strong. Some of you might be feeling maybe God is punishing me. Io sento molto fortemente che alcuni di voi sentono che Dio vi sta punendo. I felt this strong too. Some of you feel like you're in cycles. I can feel God is even touching you right now. E io sento che voi pensate che la vostra vita sarà sempre questo ciclo. E io sento veramente che Dio vi sta toccando in questo momento. But I believe your pastors and God invited me to be here in Italy. E io credo che è Dio che ha messo nel cuore dei vostri pastori di farmi venire qua in Italia. To remind you of Psalms 46 and 10. Per ricordarvi quello che c'è scritto al Salmi 46, 10. Where it says, be still and know that I am God. Calmatevi, state fermi, sapete che io sono Dio. Amen. Be still. Acquietati, stai fermo. Be still. If God is touching you, tune me out. Let him touch you. My voice is not important. Dio mi sta dicendo, soltanto la mia voce è importante, lascia le altre cose. Wow. Be still and know he's God. Fermatevi, sapete che io sono Dio, che Lui è Dio. You are God. Tu sei Dio. The other night I actually ran into this story and I want to read this story over you. L'altra sera ho letto questa storia e voglio condividerla con voi. It's a story about a silversmith. È la storia di un argentiere. And I heard this story before, but when I read it this time, something shifted for me. E io avevo già sentito questa storia prima, però quando l'ho risentita, l'ho riletta, qualcosa dentro me si è mosso. So I'm going to read it, okay? Here you go. Listen to this. Leggerò adesso per voi. Let me show you something. It says a woman went to watch a silversmith refine silver. Quindi una donna era lì che guardava un argentiere che raffinava l'argento. He held a piece of silver in the fire, Lui teneva questo pezzo di argento sul fuoco, right in the hottest part, nella parte più calda del fuoco, so that the impurities could be burned away in the silver. così tutte le impurezze dell'argento potevano essere sciolte via. And this lady who was watching the silversmith asked a question. E questa donna ha visto questo argentiere che faceva una domanda. I'm gonna wait. Do you have to sit there the whole time while it's in the fire? Ha chiesto, deve stare seduto lì tutto il tempo mentre aspetti che brucia l'argento? Do you guys have the photo? Can you put the photo up now? Potete mettere la foto, per favore? Grazie. I want you to look at the photo. Io voglio che guardate questa foto. And she asked him, do you have to sit there the whole time while it's in the fire? Dovete stare seduto lì mentre aspetti che bruci? Tutto il tempo seduto? And the silversmith said, yes, ma'am, I do. E l'argentiere ha detto sì, signora, devo stare qui. Not only do I have to sit here, No, non soltanto devo stare qui seduto, I have to keep my eyes on it the entire time. io devo guardarlo tutto il tempo senza fermare. Because if I leave it, Perché se io lascio, even for a little moment too anche se long, sia per un secondo in più, it will be destroyed. sarà distrutto.
And the woman remembered the verse. E la donna si è ricordata del versetto. Malachi 3:3 says, Malachia 3:3. he will sit as a refiner and purifier of silver. Lui sarà seduto come un raffinatore, un purificatore dell'argento. And he will purify E lui purificherà the Levites and refine them like gold and silver. i levite e li raffinerà come l'oro e l'argento. Raffinerà, scusa. And I believe Jesus, let's keep this up here. Potete tenere qua questo. Io credo che Gesù, And I believe Jesus with all my heart. io credo che Gesù, credo con tutto il mio cuore. I can already see him touching many of Io you. posso vedere già Lui che tocca i vostri cuori. I believe that Jesus is with you. Io credo che Gesù è lì con te. And you might feel like you're in fire, E puoi sentirti che sei in mezzo al fuoco. but Jesus is sitting with you in the fire. Ma Gesù è lì seduto con te. He's not just sitting with you. E non è soltanto seduto lì con te. His eyes are I on suoi you. occhi sono su di te. His eyes are on I suoi you. occhi sono su di te. And then in the story goes like this. The lady asks, well, how do you know it's finished? E la storia continua e questa donna chiede all'argentiere: ma come sai che quando sarà finito? How many know this? How do you know the silver is refined? E come saprai che l'argento sarà raffinato, pronto? And the silversmith smiled and said, E l'argentiere ha sorriso e ha detto: and I want you to see yourself like the silver. io voglio che tu ti guardi come se fossi l'argento. And I want you to see Jesus like this E Gesù silversmith. sarà il tuo argentiere. And the silversmith smiled and said, E lui, all'argentiere, ha sorriso e ha detto: Jesus is smiling. lui sta sorridendo, Gesù And sorride. he's saying this about you. E lui sta dicendo questo per te. How do you know when the silver is refined? The silversmith said, Come saprò che l'argento sarà raffinato e pronto? when Puro. I can see my image in it. Quando riuscirò a vedere la mia immagine in te. Amen. When I can see my image in it. Quando vedrò la mia immagine lì. And you're being made in the image and likeness of God. You're being made in the image and likeness of God. Sei stato fatto nella immagine e somiglianza di Dio. Yes. Just take that in. Take that in. Metti questo nel tuo cuore. Take it in. Take it in. Lascia entrare questo nel tuo cuore. And I want you to say this out loud. Io volevo chiederti di dire questo ad alta voce. This fire will not kill me. Questo fuoco non mi ucciderà. This say Questo it, say fuoco it. non mi ucciderà. Questo fuoco non mi ucciderà. Amen. This fire will refine me. Questo fuoco mi purificherà. Amen. Alleluia. And his eyes are on me. E i suoi occhi sono su di me. His eyes are on me. I suoi occhi sono su di me. Alleluia. This may seem simple for some of you, but his presence is here and I can see him moving on you. Può essere difficile di capire magari per alcuni di voi, ma la sua presenza è qui, si sta muovendo tra di noi. His eyes are on you. I suoi occhi sono su di te. I felt this, so I'm just going to sing it, okay? It's in the Sento same key, my friends. di cantare qualcosa. And Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence.
presence. It's tua presenza. Tua presenza. Tu presenza. La tua presenza, Dio. Sing it. La tua presenza. Your presence. Tua presenza. So in the fire, Quindi nel fuoco His presence is with you. la sua presenza è su di te. So in the fire, Se sei nel His fuoco, presence is with you. la sua presenza è lì su He di does te. not rush, Lui non ha fretta and He doesn't leave you. e non ti abbandona mai. He sits right with you. Lui è lì seduto con te And the Holy Spirit is welcomed here. e lo Spirito Santo è benvenuto qui. And He's sitting where you are right now. E lui è seduto dove sei tu adesso. But through the fire, you can read Psalms 23 and say, Ma quando attraversi, sei in mezzo al fuoco, puoi leggere Salmi 23 e dire: Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. anche se io camminassi nel vale della ombra della morte, io non temerò nessun male. You are with me, Perché with tu me. sei con me, Signore, tu sei You are con me. with me. Tu sei con me. My friends, He sits with you. Mio caro amico, lui è lì seduto con te. And I feel really strongly to tell you this. E sento fortemente di dirti questo. Some of you thought that God left you in a season. Alcuni di voi pensano che Dio vi ha abbandonati in una brutta stagione. Some of you have felt alone. Alcuni di voi vi state sentendo, vi But here is the sentite truth. da soli, But here's the truth. ma la verità è questa. The truth is He trusts you. La verità è che lui si fida di te. 2 years ago, God asked me to move to Brazil. 2 anni fa Dio mi ha chiesto di cambiare casa, andare a vivere in It was Brasile. one of the hardest things I had to do. È stata una delle cose più difficili che ho dovuto fare, But I began to learn that God was trusting me. ma ho imparato a capire che Dio mi stava fidando And He was refining e me mi stava raffinando. to become what He had me to be E lui mi stava chiamando ad essere chi lui voleva che io fosse, for His glory, per la sua gloria, not for non mine. per la mia. And now all of a sudden, E adesso all'improvviso God has opened doors for me to go to different places. Dio mi ha aperto tante porte per andare a posti diversi. And in this moment, I believe E in questo momento io that God credo wants to touch che you. Dio vuole toccare te. This young man, I know Questo you're older, giovane sir, with the glasses in the corner. Con gli occhiali. Can I pray for you? Posso pregare per Okay. te? I'm just going to share what I believe God is saying. Io condividerò quello che io credo Dio ti stia dicendo adesso. I saw little kids around you. Io vedo vedo bambini piccoli intorno a te. I don't know if you have children, if you have nieces or nephews, but I E saw non so kids se around hai you. figli, nipoti, nipotini. And I heard the Lord say, I'm taking care of everything. Io so che Dio mi sta dicendo che Lui si prenderà cura di tutte le I'm cose. aligning some things that you felt were broken. E io sto allineando alcune cose che pensavi che erano rotte. And God says, I will give you the provision you need. Io darò a te, mi sta dicendo Dio, io darò a te il permesso che hai To bisogno take care of the business you need to take care of. per prendere cura di quel negozio, di quell'affare che tu devi prendere. And God says, get cura. ready. E Lui ti sta dicendo, preparati, Because not only do I trust you, perché non soltanto io mi fido di but te, I will continue to bless you. ma continuerò a benedire te. And God says, how people see you today, E Dio dice che così come il modo in cui le persone ti vedono oggi, in 7 months they're going to look at you and say, this is a new guy. e fra 7 mesi guarderanno te e diranno, ma questo è una nuova persona, non è più lui. And they're going to say, what happened to you? E chiederanno cosa è successo a te. And you're going to say, E tu dirai, not only do I know my Jesus loves me, io non soltanto so che Gesù mi ama, but He healed me. ma anche Lui mi ha guarito. And because He healed me, E perché Lui mi ha guarito, everything around me changed. tutto intorno a me è cambiato. And then other people are going to become healed in their hearts and their minds E altre persone saranno anche loro guarite nel loro cuore e menti because of your yes. per conto del tuo sì. And because your knowledge of knowing that He trusts you. E perché tu sai che Lui si fida di te. Amen. 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 This beautiful woman holding the little girl. Questa bella ragazza con la bambina,
Can I speak over you? Posso parlare con te? If it doesn't make sense, I want you to throw it away, E se okay? non ha un senso per te, già, lascia stare. I feel like if nobody else, this message was for you specifically. Io sento che se non era questo messaggio non era per nessuno qua, era specificamente per te. That you have been in fire. Tu sei stata dentro il fuoco And the fire seems like it's not going to let up. It's not going to stop. e sembra che il fuoco non finirà mai. And I heard the Lord say specifically to you, E sento che il Signore mi ha detto specificamente a te, you are not cursed. tu non sei maledetta, You are loved. sei amata. And God says the generational curses that have happened in your family, E Dio mi sta dicendo che tutta la generazione che è stata maledetta nella tua famiglia, God says that He's going to reveal Himself to you even more. Lui ha detto che Lui si rivelerà a te ancora di più. And God's going to heal your household, your E house. Lui guarirà tutta la tua famiglia, i tuoi parenti. Because your house needs healing. E perché la tua casa ha bisogno di And God guarigione. says, when I heal your house, E Lui dice, quando io guarirò la tua casa, you're going to smile again like you've never smiled. sorriderai ancora come mai in vita tua. And God says your children will be okay. E Dio ha detto che i tuoi bambini saranno bene. And I don't know if you have a sister, but I heard it. If you don't, maybe it's a brother, but I heard your sister will be okay. Se hai un fratello o una sorella, ma lei sente che è una sorella che sarà bene. God says, I haven't forgotten you. Io non mi sono dimenticata di te. And I feel really strongly Io sento così fortemente that the fire, you need to know that He's sitting with you. che in questo fuoco tu Wow. devi sapere che Lui è lì seduto con te. And before you know it, E prima che tu people te are ne accorgerai, gonna look at you and see Jesus. le persone guarderanno te e vedranno Gesù. What you thought was breaking you Quello che tu pensavi che ti stava proprio schiacciando, rompendo, is actually making you. is- Wow. in verità ti sta rifacendo. And that's for some other people in here. E questo anche per alcune persone, altre What persone qui. What you thought was breaking you Quello che pensavi che ti stava proprio is rompendo, actually making you. distruggendo, ti sta in verità rifacendo. Ma'am in the white jacket right here in the black L'uomo top. con la giacca bianca, Is this family right here next to you, no? The guy next to you, is that your family? which one you mean? Steph? I don't know. Hey? The beautiful What? lady with the tissue. Giovanna. Is this family Giovanna right here? is her husband, ok? It's her husband. Chiedeva di te il tuo marito. I'm going to ask both of you if you will stand, please. Potrei chiedervi di alzarvi, per favore. And if you will hold hands, E please. tenere le mani. The Lord says, son, thank you. Dio sta dicendo una cosa a voi. Thank you for not letting go. Ti sta ringraziando per non molare. The Lord says, I knew you could do it. E lui mi sta dicendo che sapeva che voi ce l'avreste fatta. I know it hasn't been easy, but I knew you could do it. So che non è stato facile, ma lui sapeva che ce l'avreste fatta. The Lord says, son and daughter, now Lui sta dicendo, figlio, figlia, I'm going to give you freshness in your heart. io vi darò rinfresco per i vostri cuori. And what has happened in the years past, E quello che è successo negli anni passati, God says, I'm going to heal all of it. Dio sta dicendo, io guarirò tutto. And God says, thank you for loving others. Whoa. E Dio sta dicendo grazie per amare gli God altri. says, I see you as a couple Io vi vedo come coppia that will actually bless other people che benedirà anche altre persone with love. con amore. You're actually being blessed right now. God is Eh. blessing you right now Dio vi sta benedendo adesso, in questo momento, with new love. con un nuovo amore, Love for one another uno per l'altro and love for people. e anche amore per le altre And persone. watch what God does in your life within a year. E guardate bene quello che Dio farà nella vostra vita da adesso. in Many poi. people, Tante persone, and your family specifically, e specificamente la vostra will famiglia, come to Jesus torneranno a Gesù because of your yes. per conto del vostro sì. And I don't know if you have sons and daughters, E non lo so se avete figli, but I figlie, saw them coming to Jesus ma io li vedo venendo a Gesù because of your yes. per conto del vostro sì. And there will be a day E ci sarà un giorno where the table is full of family, quando la famiglia sarà piena con la vostra famiglia, and not your wife, but you. ma non la moglie, ma
tu e Stefano. She's a fireball. E lei è la palla di fuoco. But you Ma tu will stand up and say, ti alzerai e dirai: family, famiglia, Jesus loves you. Gesù vi And they ama. will cry. E loro piangeranno And they will accept Jesus. e accetteranno Gesù. And God says it won't be funny or crazy. E Dio ha detto che non sarà It won't be weird. Non sarai strano, non sarà pazzo, It won't be weird. non sarai strano, God says, but it will be strong and peaceful. ma sarà forte e pacifico, Because I trust you. perché io mi fido di te. And what you walked through 5 years ago, E quello che è passato 5 anni fa there was purpose. aveva un proposito, There was purpose. aveva un proposito. So I bless you in Jesus' Quindi name. siete benedetti nel nome di Gesù. What's your name? Come ti chiami? Do you speak English? So, is it better to have an interpreter or can I go? Which one? Interpreter or can I go? I can go? I saw you. I saw you standing in this big arena. And I felt like God wanted to grant you the desires of your heart. There's something inside of you that it's not bad at all. This is actually God putting in you. Your face is going to be known. There's something in you that knows this. It just knows this. You understand what I'm saying? But this is something that God put inside of you. However, the enemy wants to come and distract you. He wants to steal from you. He wants to take away from you what you have. You have a gift. And the enemy wants to use that gift for something else. And God says, if you will trust me, if you will stay with me in this fire of uncomfortability, if you will stay here with me, I'll sit with you, yes. And I'll keep my eyes on you. But when you come out, not only will people see who I am inside of you, but I'm going to make your name known because you're going to make my name known. But God says you cannot forget me. You cannot forget me. Because if you forget me, there's many people that will not hear who I am. And I know that's a heavy calling. But God says I can trust you. And I know you have a good heart. I know you love God. I know this. I can see it. But the enemy doesn't want to distract you. So I want to say to you, run with God. Because there's people that are waiting for you. There are people waiting for you that are very fashionable. They like clothes, but they will love God. They like dancing, but they will love God. They love music, but they will love God. And you will teach them who God is. And then I heard the Lord saying, tell him what he wants, I will prepare. I will prepare. But he has to stay close to me. Stay close in my will. You're a friend of God. You know him. You're different though. So you can't be like everyone else. Do you understand? You're full of grace and favor. That's why people like you. You can go somewhere and talk to anybody. People like you. That's why people are drawn to you. Because you have a gift. And so let this gift completely shine. But watch what happens in 5 years. You're going to be shocked, stunned, and surprised. I don't know how he's going to do it. I don't know what it looks like. But I do know many people, not just in Italy and Europe, will know you. And you will carry the mantle of Elisha. You will carry the mantle of Elisha. Signs, miracles, and wonders. It's going to look different from other people. It's not going to be like me preaching on the pulpit, even though you probably could preach. It's going to look different. And there's going to be young people from all over following you. And I saw you on TikTok. And I saw God bless your TikTok. And I saw people coming to Jesus through a phone. Through a phone. God says, I already showed you and put some things in your heart. Go do it. Go do it. Go do it. Have fun. Don't worry about what people say. Don't worry about what adults say. I know you're an adult. Don't worry, though, what the older people say. Do what I ask you. Because the digital world belongs to you. It does. And God's going to anoint it.
Your whole family is blessed. Blessed. Amém. Amém. Do you know Portuguese, English, Italian? Português. Excuse us. We're going to speak in Portuguese for 1 second, okay? Not me. Ela. Ela fala pouco de português. Desculpa, viu? No, Scusate, e not adesso io. farò No, la traduzione in portoghese per loro, va bene? Okay. I felt like God wanted to tell you, thank you for your obedience. You can say it in the mic. Ok. Deus está agradecendo pela obediência de vocês. I feel like you moved the location, and maybe I'm wrong. Eu sinto que vocês mudaram ou teve algum tipo de mudança. Talvez eu estou errando, mas And God says, thank you for being obedient to what I asked you. Deus está agradecendo porque vocês escutaram a voz dele e foram obedientes. And He says, now help is on the way. E adesso ele está dizendo que a ajuda está vindo para vocês. God says, get ready because the pressure that has been on your shoulder Luiz está dizendo que a pressão que você tem sobre os seus ombros is about to be lifted. vai ser retirada. And God says, you cried out to God. Deus me disse que você gritou para ele, clamou. He says, but I have you. Ele quer dizer para você que Luiz tem você nas suas mãos. And I will keep you. Eu vou te manter em paz, perfeita, porque você está caminhando comigo. Me parece que como se você levantasse de manhã só para estar com Jesus. Luiz está dizendo que vai sofiar sobre vocês agora. Não deixa a fé de vocês morrer. Não deixa morrer. Luiz está dizendo obrigada porque você está mantendo ela firme, mas não amolecer, porque eu estou aqui com você, eu te tenho em mãos. Eu não sei se a sua mãe está aqui ou no Brasil. Sinto que Deus me está dizendo que vai tocar teu coração em relação a alguma coisa sobre a sua mãe, como se estivesse te curando de alguma coisa. E você vai saber que através dessa cura Ele está aí com você. Não se preocupe. Continua caminhando com o Senhor, porque Ele tem você nas suas mãos e Ele vê você. Amém. Amen. Okay, it's getting late, so I don't want to hold you. Diventa tardi, non voglio trattenervi troppo. So if the rest of you can just put your hand on your chest Quindi chiedo a voi di mettere la mano sul vostro and say, Holy petto Spirit, breathe. e dite con me: Santo Spirito, soffia. Holy Spirit, breathe. Santo Spirito, soffia. Holy Spirit, breathe. Santo Spirito, soffia. Now just let Him breathe over you. Lascialo soffiare sulla tua vita. Can you play Holy Spirit, you are welcome here? But really soft. Yes. Whew. If this message spoke to you, Se questo messaggio ha parlato sul tuo cuore, I want you to say, here I am, Lord. dici al Signore: sono qui, Signore. Eccomi qui. I will not let go of your hand. Io non lascerò di allontanare dalle tue mani. I will not let go of your hand. Io non mi lascerò allontanare dalle tue mani, I know you are with me. perché io so che tu sei con me. I know you are with me. So che tu sei con me. Just let Him breathe for a second. Lascia che Lui soffi sul Let tuo Him cuore. touch you for a second. Tocca il tuo cuore per un po'.
He's touching you, I want to speak this over you. Mentre siamo qui voglio parlare con voi. As the fire is refining you. Mentre il fuoco ti sta raffinando, Genesis 1:1 says, in the beginning God created the heavens and the earth. Genesi 1 dice che Dio nell'inizio ha creato cielo e la terra. And how did he create it? E il modo in cui lui ha creato, Can we have more like a pad, and then really soft, really soft, really soft. A pad. Do you have a pad or no? No? Do you have a pad? No? Pad? Yes. Can you do a pad and then really softly? Yes. Perfect. Oh, thank you. Grazie. I just felt like you guys need to really hear this. io sento nel mio cuore che dovete veramente ascoltare, sentire questo. In the beginning, God created the heavens and the earth. All'inizio Dio ha creato cielo e terra. And how did he create it? E come lui ha creato? He created by what he spoke. Lui ha creato del modo in cui lui ha parlato. Lui dice, His voice la sua voce created. ha creato. The Spirit of God, breath created. Lo spirito il soffio dello Spirito di Dio ha creato. It created. Lui ha creato. And then in verse 26 of chapter 1 of Genesis says, E nel versetto 26 invece di Genesi, capitolo 1 sempre, let us make man in our image and in our likeness. dice facciamo l'uomo alla nostra immagine e somiglianza. That means he's already inside of you. Questo significa che lui è già dentro di te. And you can create by what you speak. E tu puoi anche creare da quello che parli tu. The Spirit of God, the DNA of God is already inside of you. Lo Spirito di Dio è già, il suo DNA è già dentro di te. So as you're in the fire, Quindi mentre tu sei lì nel just begin fuoco, to see God with you. inizia a vedere Dio lì con te. Just begin to see God with you. Can you turn the pad up just a little bit? Un poco. Mais alto, por favor. Thank you. Just begin to see God with you. Inizia a vedere Dio che è lì con te. Right now, with you. Adesso Let è lì him con breathe. te. Let him breathe on you. Lascialo soffiare su di te. This is not unto death. Questo non è per la morte. This is unto refinement. Questo è per raffinarti. This is you seeing his image inside of you. E questo è per vedere la immagine di Lui dentro di te. And others seeing his image inside of you. Che altre persone possono vedere anche loro la immagine di Lui dentro di te. Just let him breathe. Lascialo soffiare. Let him breathe. Ooh. Oh, thank you, Jesus. Grazie Signore. In this moment, he's literally, I believe he's not just breathing on you, I believe he's healing some of you. In questo momento io credo che Lui non sta soltanto soffiando verso di voi, ma sta anche guarendo alcuni di voi. He's changing the way you think about your circumstances. Lui sta cambiando il modo in cui tu guardi le tue circostanze. Jesus did not avoid the process. Gesù non evita il processo. He went through the process for us. Lui ha fatto tutto il suo processo per noi. So I want you just to ask him, God, show me how you're forming me. How you're forming me.
voglio solo che tu chieda a Lui, Signore, ma come mi stai formando? Not just what I'm feeling. Show me how you're forming me. Non soltanto quello che sto sentendo io adesso, ma mostrami come mi stai formando. Yes, God, I thank you that you're not distant from your children. Sì, Dio, io so che tu non sei distante dai tuoi figli. Somebody's been feeling a lot of pressure in their head. God is actually touching you right now, and on your back and your neck, that's being relieved right now. Ok, ci sono alcune Wow. persone che sentono un po' di pressione sulla testa, sul collo. Questo che vada via nel nome di Gesù adesso. Pressure's being lifted off of your chest, guys. He's actually coming in to give you relief. La pressione sta essendo sollevata, tolta dal tuo petto. Devi sentire adesso il sollievo del Signore su di te. So now I want you to declare over yourself, Voglio che tu dica per te stesso: God is with me. Dio è con me. God is with me. Dio è con me. If you feel Jesus touching you right now, I just want you to put your hand on your heart or in your head and just keep receiving. Io voglio chiedere se stai sentendo la presenza del Signore su di te adesso. Mantieni la tua mano sul tuo cuore o sulla tua testa. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Oh. You're not forgotten, you're not stuck, you are not failing. Tu non sei dimenticato, tu non sei fermo, tu non hai fallito.
30 more seconds. He's touching you. Lui ti sta toccando in questo momento. So much peace. He's really with you guys. C'è tanta pace adesso in questo posto con voi ragazzi. Now, for those who are comfortable, if you can just stand where you are. Potete alzatevi, dove siete, alzatevi. And I want you to declare this. So if your family's with you, hold their hands. Se avete possibilità di stare con la vostra famiglia o siete vicino, teneteli per la mano. Or if you have a friend with you, hold their O se hai hands. l'amico o qualcuno caro vicino a te o vicino a te qualcuno, teneteli le mani. And I want you to declare this over you and your family. Io voglio che tu dichiari questo su di te e sulla tua famiglia. We are being formed in God. Noi stiamo essendo formati in Dio. Yes, say it again. We're being formed in the Ripeti, likeness of stiamo God. essendo formati nel Signore, in Dio. God is with us, Dio è con noi and His image will be in our family. e la sua immagine sarà nella nostra famiglia. I say, thank you, Jesus. There's no distance with you and us. Grazie Gesù, perché non c'è distanza quando tu sei con noi. Tu non sei distante. Thank you that even in the fire, you are near us. Grazie perché anche se quando siamo in mezzo al fuoco, tu ci sei lì con noi. Open our eyes to see you. Apri i nostri occhi perché così possiamo vedere te. Open our hearts to trust you. Apri i nostri cuori per fidarci di te. As you form your image inside of us. Perché tu hai messo la tua immagine dentro di noi. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. 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 God bless you. Dio vi benedica. Amen. Amen. Gloria a Dio. Il Signore sia lodato. Noi pregheremo adesso. Voglio ringraziarvi. Chi è qui oggi per la prima volta? Gloria a Dio. Benvenuti. Che sia la prima di tante. Grazie della vostra presenza. E tutti voi, ai nostri fratelli là di Vicenza, che siete venuti tutti. Che Dio vi benedica tantissimo. Siamo molto gioiosi di avervi qua e voi che siete qui, che ci state visitando oggi, conto su di voi per domenica prossima. Amen. Non mancate, venite, date sequenza a tutto questo che il Signore sta facendo nella vostra vita, perché a volte noi pensiamo che chiesa va bene una volta al mese. No, non va bene una volta al mese. Chi di voi
riesce a fare un pasto solo alla settimana? Tu? Tu? proprio Samuel, no? C'è qualcuno per caso che riesce a fare un pasto solo alla settimana? È impossibile, vero? No? Non riusciamo a vivere solo con un pasto alla settimana. La nostra vita spirituale anche non ce la fa con un pasto solo alla settimana, no? Noi dobbiamo avere una vita con il Signore quotidiana. Noi dobbiamo leggere la sua parola, dobbiamo pregare, perché è la preghiera che ci porta vicino a Lui. E noi dobbiamo stare insieme, perché questo fa parte dell'opera del Signore nella nostra vita. E noi stiamo insieme in famiglia ogni domenica. Allora venite ogni domenica a stare insieme con noi, a festeggiare, a glorificare il suo nome, no? A lodare il suo nome e a sentire quello che Lui ha da dirci ogni domenica. Grazie della vostra presenza, grazie di cuore, no? E noi ci vediamo domenica prossima. Chi da Venezia a Venezia, chi da Vicenza a Vicenza, riprendiamo là i nostri culti, non mancate. Chiudete i vostri occhi, preghiamo. Caro Padre, noi vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per tutto quello che tu stai facendo in mezzo a noi. Noi vogliamo ringraziarti per la buona opera che tu hai iniziato nella vita di ognuno di noi. E noi ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che il tuo Spirito Santo porterà a compimento quest'opera nella nostra vita. Tu non ci mollerai, io so, noi contiamo su di questo e sappiamo che possiamo fidarci dalle tue promesse, Signore. Noi cammineremo con te, tu sarai al nostro fianco, il tuo Spirito Santo ci lavorerai fino al giorno che tu tornerai a prendere ognuno di noi, oppure la Chiesa intera. E allora noi andremo a vivere con te, Signore, questo sarà meraviglioso. Ma mentre siamo qui, Signore, che tu possa continuare questo lavoro, raffinando la nostra vita, in modo che tu ci possa guardare e vedere il tuo volto in noi, perché è questo che noi vogliamo. Noi vogliamo essere copie tue, Gesù, in modo che il tuo nome sia glorificato attraverso la nostra vita. Adesso portaci a casa in pace, in sicurezza, dacci una buona domenica, un buon riposo nella tua presenza, e questa settimana che arriva, Signore, che possiamo affrontarla sotto la tua unzione, sottomessi a te, Signore, perché capiamo, Signore, che così la vittoria è nostra nel nome di Gesù. Noi consacriamo a te tutto quello che dobbiamo fare, Signore, e che il tuo nome in ogni cosa sia glorificato nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Non so se voi sapete, ma ieri è stato il compleanno di Daniel, no? 35 anni questo bello ragazzo. No, ma noi vogliamo pregare per lui come Chiesa, amen, amen. Vogliamo pregare per la sua vita, benedirlo nel nome di Gesù. E io volevo invitare il pastore Jean-Claude per venire a pregare per il suo fratello più grande, no? Amen. Alza la tua mano destra verso quest'uomo. Che lo Spirito Santo ti spinge di dire una parola di benedizione. È vero, in italiano le parole sono un po', scusate italiani, sono povere per dire noi ti vogliamo bene. No, noi non ti vogliamo bene, noi ti amiamo. Allora se con amore alza la tua mano, proclama nel nome di Cristo una benedizione. Che Dio che ha iniziato con Lui, continua con Lui. Che il Signore si manifesta potentemente nella sua vita. Che Lui sia uno strumento per la gloria del Signore. Perché non è per caso che Dio le ha portato qua. Dio ha un piano meraviglioso che compie quel piano nella sua vita. Preghiamo tutti nel nome di Cristo. Yahweh, eterno onnipotente,
creatore di ogni cosa visibile e invisibile. Dio che ci ha creato alla sua immagine e alla sua somiglianza. E Dio che ci ha salvato in Cristo Gesù. Padre, io ti innalzo e ti glorifico, perché la tua parola è vera. Tu hai dichiarato, prima che tu sia una massa confusa nella pancia della tua mamma, io ti conoscevo. Signore, grazie perché tu conoscevo quest'uomo. E tu sapevo, oh Dio, che oggi in questo luogo che possiamo pregare insieme, innalzando il tuo nome per la sua vita. Padre, grazie per questa famiglia grande, che lo Spirito Santo stia spingendo, parlando e benedendo la sua vita. Noi diciamo sì e amen a ogni preghiera. Per questo che il cielo sia aperto nella sua vita. Padre, riempilo ancora di te. Riempilo ancora di te. Che Daniel sparisce, che Cristo sia vissuto. Che lo Spirito Santo trabocca in lui. Che la parola potente, Signore, che tu gli hai dato sia veramente una spada per portare la gloria tua. Signore, grazie per la buona salute. Grazie per la lunga vita. Grazie per la pace, la serenità. Ma soprattutto grazie per la disponibilità che tu gli hai dato, Signore, per l'opera tua. Grazie per l'intelligenza, la sapienza, la capacità che lo Spirito Santo mette in lui, affinché ogni cosa che lui fa per te sia fatto nel modo giusto e in modo meraviglioso. Io ti ringrazio per la sua vita come servo del Signore, per la sua vita come padre di famiglia, per la sua vita come marito, per la sua vita, Signore, come il pastore. Sia lodato e sia glorificato nel nome di Cristo Gesù. E noi ci innalziamo in autorità per dire no a ogni cosa che può venire fuori. Tutto piano del nemico, noi diciamo no a quello. E noi proclamiamo la vittoria di Cristo nella sua vita. Da oggi in poi. Così abbiamo pregato nel nome di Cristo. Amen. Oh, glória! Uau! Que bello! Grazie, grazie, grazie. Ma io ce l'ho un altro motivo di festa oggi, no? E questo è stato strategico, no? Io faccio il compleanno il 2 e noi ci siamo sposati il 3. E così non dimentico mai. E io voglio ringraziarti, amore mio. Sono 17 anni insieme. Tu sei una guerriera forte. E io ti ammiro davvero tanto. E ogni giorno della mia vita io lodo il Signore perché Lui mi ha dato te. Tu mi hai cambiato la vita. E io voglio vivere tanti anni a fianco a te. Ieri proprio pregavo il Signore e ringraziavo Dio per il mio compleanno e per il nostro anniversario di matrimonio. E io dicevo al Signore, Signore, io voglio avere salute per insieme a Mariana fino all'ultimo respiro fare la tua opera. E è questo che io desidero, sempre con te. Sono 17 anni, no? E che vengano altri per la gloria del Signore. Grazie, grazie di cuore, vi abbraccio tutti. Aprite la mano così. Adesso tutti insieme, dai.
Guarda, le parole non possono esprimere il quanto io vi amo. E questo è vero. E questo è vero. È dal profondo del mio cuore. Mariana lo sa. Mariana lo sa. Il quanto io amo Venezia. Il quanto io amo Vicenza. Ma amo. Io do la mia vita per voi. Come Paolo ha detto. E io sono disposto a spendere tutto e a spendermi per vedervi andando in cielo. E io non dico questo solo perché sono qui davanti a voi. Io dico questo perché io voglio davvero vedervi andare in cielo con me. No? Quando suonerà la tromba, no? Quando Gesù verrà a prendere la sua chiesa, o verrà a prendere noi, non sappiamo come sarà, no? Ma che nel giorno del Signore tutti noi possiamo trovarci in cielo. Amen. Voglio vedervi lì tutti quanti per la gloria del Signore. Amen. Perché è questo che dà senso al nostro lavoro, no? Questa è la nostra preoccupazione. Io voglio vedervi in cielo. Amen. E io voglio dirvi anche questo, noi ci siamo. Noi ci siamo. Se avete bisogno di noi, no? Adesso noi abbiamo iniziato a stare qui nella chiesa, no? Da lunedì, venerdì, magari tutta la settimana, dipende di quello che abbiamo da fare, no? Ma se volete passare qui anche per farci un saluto, per parlare o per pregare insieme, noi siamo qui. Noi siamo qui. Chiamateci, noi siamo qui, sarà un piacere stare insieme, no? Per quello che serve, no? Noi siamo una grande famiglia e è così che una famiglia si comporta. Amen? Noi ci aiutiamo alla vicenda, no? Non è che a vicenda, noi ci aiutiamo a vicenda e non è che anche a Vicenza, ci aiutiamo a Vicenza anche, no? E non è che questo è solo lo slogan della nostra chiesa, questa è la nostra realtà. Siamo una grande famiglia e noi ci siamo l'uno per l'altro. Amen? Che Dio vi benedica, andate in pace, salutatevi ancora. Non andate ancora in pace perché la Chiesa, non sono stata io perché te l'ho promesso, ma la Chiesa ha preparato un rinfresco per poter celebrare il tuo compleanno. Allora siete tutti invitati, amen, a rimanere. Allora scendiamo e mangiamo. Che Dio vi benedica, grazie.